Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il nostro amato club. Grazie. Paul Pogba, il centrocampista 33enne, sta negoziando la sua partenza dall'AS Monaco rescindendo l'ultimo anno di contratto, che scade a giugno 2027. Il club francese non lo considera parte della nuova era di Philippe Luis e il giocatore potrebbe diventare svincolato e cercare una nuova squadra in questa sessione di mercato. Le trattative per la rescissione del contratto sono in corso da diverse settimane e si sono intensificate dopo l'ennesimo infortunio subito da Pogba durante il precampionato in Inghilterra. In ogni caso, la separazione dovrà avvenire di comune accordo, poiché manca ancora un anno alla scadenza del suo contratto. Il contesto sportivo pesa molto sulla decisione. Paul Pogba ha disputato solo 6 partite per un totale di 115 minuti nella scorsa stagione, un numero di presenze decisamente inferiore alle aspettative al suo arrivo al Monaco a parametro zero nell'estate del 2025. Il suo infortunio più recente si è verificato questa settimana durante un allenamento a St. George's Park, dove ha riportato una lesione alla coscia sinistra. Prima di questo infortunio, il centrocampista aveva accumulato solo 45 minuti in campo durante il precampionato. L'AS Monaco aveva già preso in considerazione la rescissione del contratto di Pogba prima dell'infortunio, quindi il problema fisico non sembra essere l'unica ragione delle trattative in corso. L'intenzione del club è quella di riorganizzare la rosa per la nuova stagione di Ligue 1 senza Pogba. Il giocatore aveva firmato un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2027, dopo essere diventato svincolato in seguito alla sua partenza dalla Juventus. Il suo arrivo ha segnato anche il suo debutto da professionista nel campionato francese, dopo aver trascorso la maggior parte della carriera in Italia e Inghilterra. La sua partenza dal Monaco era nell'aria da alcuni mesi ed era prevista. La situazione coincide con il cambio di allenatore. Philippe Luis, 41 anni, è stato nominato allenatore del Monaco il 6 luglio e ha firmato un contratto fino a giugno 2028, dopo la sua esperienza al Flamengo. Il tecnico brasiliano sta costruendo la squadra per la prossima stagione e Pogba non rientra nei suoi piani attuali. Questo spiega perché entrambe le parti stiano privilegiando una risoluzione consensuale del contratto, piuttosto che trattenere il centrocampista per l'ultimo anno di contratto con un ruolo limitato. La rescissione del contratto renderebbe il francese un giocatore svincolato. Questo scenario permetterebbe a Pogba di negoziare direttamente con qualsiasi club senza costi di trasferimento, anche se prima dovrebbe raggiungere un accordo economico con il Monaco per la risoluzione anticipata del contratto. Le sue condizioni fisiche saranno uno dei fattori determinanti per la sua prossima destinazione. Da quando ha lasciato il Manchester United nel 2022, Pogba ha collezionato solo 18 presenze ufficiali, tra la sua seconda esperienza alla Juventus e quella al Monaco. Il prossimo passo sarà quello di definire i termini della rescissione. Se l'AS Monaco e Paul Pogba raggiungeranno un accordo definitivo nei prossimi giorni, il centrocampista sarà libero di cercare una nuova squadra al di fuori della Ligue 1 prima della chiusura del mercato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Accetteresti Pogba al Napoli? O no? Voglio sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!